città e piazze affollate nel primo sabato di zona gialla in Veneto. A Verona ha ripristinato il senso unico pedonale, Bacca ripresi d'assalto a Venezia, controlli delle forze dell'ordine per evitare assembramenti. Crack Veneto Banca ha chiesto alla Procura di Treviso il rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato Consoli. Il GUP si pronuncerà in udienza il 20 febbraio, un nuovo sit-in dei risparmiatori truffati. Incidente stradale mortale poco dopo mezzogiorno a Semonzo del Grappa, a perdere la vita un ciclista di 43 anni di Montebelluna che si è scontrato con la moto di un veneziano. L'analisi del centro studi della CGIA di Mese sui settori maggiormente colpiti dalla crisi legata al Covid, dalle agenzie di viaggio alla ristorazione, centinaia di posti di lavoro a rischio con lo sblocco dei licenziamenti. Cima Grappa come pista da slittino, immagini che stanno sollevando lo sdegno di molti. Il Presidente del Consiglio Veneto Ciambetti auspica vengano identificati i responsabili. Vigilia dell'inaugurazione dei mondiali di sci a Cortina. In centro si lavora per limitare gli ultimi dettagli prima della cerimonia d'apertura, in programma domani alle 18. Primo giorno di carnevale a Venezia, tra stanze virtuali ed eventi digitali, un tuffo nel passato ma con gli occhi aperti verso il futuro. Manca però l'allegria delle maschere per le strade. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Subito uno sguardo, leggiamo insieme il bollettino di Azienda Zero con le positività registrate nella nostra regione nelle ultime ore. Sono 206 nuovi positivi rispetto al bollettino di questa mattina. Complessivamente nelle 24 ore in Veneto si registrano 743 nuovi positivi, 80 invece i decessi nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Sul fronte ospedaliero sono 1639 le persone ricoverate in area non critica, 13 pazienti in meno rispetto a questa mattina, 191 in terapia intensiva. Scende ancora il numero dei ricoverati, 3 in meno rispetto sempre al report della mattinata. È necessario però non abbassare la guardia e rispettare tutte le misure di sicurezza, tanto più adesso in questo primo fine settimana in zona gialla in Veneto. Traffico intenso verso i centri storici affollati, si sono registrati a Verona ad esempio, dove è stato necessario ripristinare il senso unico pedonale in alcune vie del centro proprio per evitare assembramenti pericolosi. Anche a Venezia purtroppo si sono registrate situazioni di affollamenti nei luoghi di ritrovo dei più giovani, nei Bacca ripresi d'assalto soprattutto dai ragazzi in questa prima giornata di questo primo sabato di ritorno, diciamo così, alla normalità, sperando che questo non contribuisca e non aggravi la situazione epidemiologica. Questa mattina siamo stati in centro storico a Padova con appunto le code in ingresso, le piazze affollate e molta gente che è tornata a vivere il centro della città. Ha approfittato di questo sabato di zona gialla per muoversi in centro? Sì, perché ero stufa di stare in quartiere e vedere sempre lo stesso paesaggio. Sì, perché io vivo sola e naturalmente mi piace vedere gente, a un certo momento non se ne può più. Auto in coda per entrare in centro città. Qui siamo alla rotonda di Corso Milano, parcheggi pieni. I padovani hanno preso d'assalto le piazze nel primo sabato di fascia gialla, sotto l'occhio attento di controlli da parte delle forze dell'ordine rafforzati in queste ore. Finalmente una bella cosa. E chissà che aprono anche di più, tipo le piscine, le palestre. I ristoranti la sera. Diceva ristoranti la sera? Sì, è una vita che non andiamo a mangiare alla sera. Io ho voglia di andare a mangiare alla sera con gli amici. Penso che non ci sia nessun problema, basta che tengano le cose come devono stare, con le sicurezze. Secondo me sì. Ascolti, un centro affollato, però secondo lei la gente... Guardi, io sono venuto giovedì pomeriggio, era triste da quanta poca gente c'era. Oggi è sabato, la gente non lavora e viene a fare un giro in piazza, è normale. Vedo abbastanza mascherine e abbastanza... però gli assembramenti ci sono, La gente ha bisogno di muoversi, anche noi. Speriamo che tutti siano rispettosi e si risolverà bene. Un mese di gennaio volato via che ha fatto dimenticare anche il carnevale. Chi lo ricorda bene sono i più piccoli, alcuni mascherati, pronti a lanciare coriandoli accompagnati dai loro genitori. C'è bisogno di un po' di normalità.
con tutte le precauzioni del caso che si cercano chiaramente di rispettare, ma c'è bisogno di ritornare un po' anche alla gioia della vita quotidiana. Quindi partiamo dal divertimento dei bambini. Una piazzetta Pedrocchi piena di coriandoli, simbolo della festa di questo carnevale che quasi non abbiamo vissuto. C'è tanta voglia di normalità nel rispetto delle regole. Sono oltre 30.000 i tamponi rapidi, solo 1.015 dei quali positivi, effettuati in 361 farmacie venete da inizio gennaio ad oggi. A poco più di un mese dall'avvio del servizio, la media quotidiana è di oltre 800 tamponi, che sale a quasi 1.500 nei primi giorni di febbraio. Il dato è rimarchevole, ha dichiarato Andrea Bellone, presidente di Federfarma Veneto, ed evidenzia una prassi ormai consolidata. Di notevole importanza anche il dato relativo ai positivi, poco più del 3%. Questo significa che abbiamo individuato molti asintomatici che altrimenti avrebbero potuto contagiare migliaia di persone. Parliamo adesso del crack di Veneto Banca. Oggi chiesto il rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato Consoli. Il GUP si pronuncerà in udienza il prossimo 20 febbraio. Intanto oggi i risparmiatori truffati erano riuniti a protestare sotto al Tribunale di Treviso. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti i capi di imputazione. Vi sono stati alcuni interventi delle parti civili, e precisamente il mio, quello della Banca d'Italia e quello della Consob. Il giorno 20 intervengono le difese dell'imputato e del responsabile civile, liquidazione coatta amministrativa Veneto Banca. Il PM di Treviso Massimo De Bortoli, durante l'udienza preliminare per il crack di Veneto Banca, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex amministratore delegato dell'istituto Vincenzo Consoli per i reati di truffa, ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio. Il GUP Gianluigi Zulian si pronuncerà al termine della prossima udienza il 20 febbraio. Oggi una ricostruzione analitica, quella fornita dal PM. Esponendo come vi siano state una serie di operazioni chiaramente orientate ad occultare la situazione di dissesto dell'impresa bancaria e a sollecitare conseguentemente il mercato a fare degli investimenti. Dissesto di Veneto Banca conclamato nell'estate 2017 e il successivo azzeramento di azioni e obbligazioni per circa 80.000 risparmiatori riferibili alla banca trevigiana, molti dei quali hanno perso i risparmi di una vita. Io sono una truffata dove rappresento la mia famiglia, 8 persone, siamo stati annientati, posso dirlo, e c'è anche questo problema. Il giudice De Bortoli ha detto: una procura con le armi spuntate non potrà mai fare giustizia. Il consiglio che potrei dare a tutti quanti i risparmiatori: uniamoci e facciamo vedere che non accettiamo questo inganno. Sono uno dei risparmiatori derubati, anche se attualmente si dice che noi siamo degli azionisti speculatori. Non è vero tutto ciò, perché qualcuno dall'alto ha voluto che la nostra banca, Veneto Banca, da società popolare e cooperativa fosse trasformata in SPA. Il riferimento va alle responsabilità politiche relative alla riforma sulla trasformazione delle popolari in SPA. Un processo legato al filo della prescrizione che matura ad ottobre. Difficilmente si riuscirà a procedere nei gradi di giudizio per le accuse contestate oggi. Un omicidio premeditato, su questa pista si muovono gli inquirenti che stanno indagando sul delitto del nomade ucciso dal figlio 17enne con un macete a Sant'Apollinare, frazione di Rovigo. Un omicidio studiato, preparato dal figlio di 17 anni e dalla fidanzata di lui di 26. Gli agenti della squadra mobile di Rovigo, coordinati dalla procura, continuano a indagare sulla morte di Edis Cavazza, 45 anni, e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quei pochi minuti di follia avvenuti in un accampamento di nomadi in via Risorgimento a Sant'Apollinare, tra i comuni di Rovigo e Ceregnano. Sono le 19:30 quando il ragazzo e la fidanzata, Annalisa Guarnieri, tornano alle roulotte. Entrano nella più grande, quella di famiglia. Entrambi, secondo quanto ricostruito sinora, brandiscono un macete, un coltello lungo mezzo metro. Mentre lui avrebbe scagliato un unico colpo contro il padre, lei avrebbe tenuto a bada la madre del fidanzato e i fratelli più piccoli. Un attimo. Edis Cavazza, colpito a morte alla clavicola sinistra, avrebbe tentato di chiedere aiuto uscendo dalla roulotte, ma sarebbe
sarebbe morto poco dopo. I due invece si sono dati alla fuga, lasciando un macete nella roulotte e disfacendosi dell'altro che pare abbiano lanciato nel Canal Bianco. Una latitanza durata solo 3 ore per la coppia, arrestata dalla polizia a Ceregnano nei pressi della casa del padre della donna. Alla ricostruzione manca l'esatta motivazione del gesto. Liti di sapori erano frequenti a quanto pare tra padre e figlio. Il figlio sarebbe stato in stato di alterazione psicofisica giovedì. Domande cui cercheranno di rispondere le indagini. Intanto per i due è scattato il fermo con l'accusa di omicidio premeditato in concorso, in attesa dell'udienza di convalida. Incidente stradale questa mattina intorno a mezzogiorno a Semonzo, a perdere la vita un ciclista di 43 anni. Tragedia attorno alle 12:30 di oggi in via Generale Giardino a Semonzo di Borsore il Grappa, la strada che porta in cima a Grappa. Un ciclista di 43 anni, Alessio Massaro, residente a Montebelluna, è morto mentre scendeva a valle scontrandosi con una moto in salita condotta da un coetaneo di Musile di Piave. Un urto tremendo, Massaro è stato sbalzato per qualche metro dalla sella, ha sbattuto il capo contro una roccia sul ciglio della strada, è spirato sul colpo. Sul posto il SUEM 118 di Pieve del Grappa, gravissime le condizioni del Centauro, condotto con l'elisoccorso, intervenuto da Pieve di Cadora al San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in terapia intensiva con un serio trauma cranico. Sul posto la Polstrada di Treviso. Adesso la crisi economica con i dati della CGIA di Mestre sui settori più colpiti dalla crisi legata alla pandemia e poi la crisi di Venezia e delle città d'arte con i numeri di Confturismo per nulla incoraggianti. Nel 2020, a causa del Covid, le agenzie di viaggio e i tour operator hanno perso il 73,2% del fatturato. Palestre, piscine, sale gioco, cinema e teatri il 70%. Seguono alberghi e alloggi con meno 53%. Bar e ristoranti meno 24,7%, noleggio e leasing operativo meno 30,3%, così del report della CGIA di Mestre su scala nazionale. Dati che tristemente peggiorano per le città d'arte venete, con Venezia in testa, come puntualizza Confturismo Veneto. La regina purtroppo di questa triste classifica è Venezia, che sostanzialmente vede gli alberghi chiusi sostanzialmente dal novembre del 2019 con l'Acqua Granda. E su questa si è innescata la crisi Covid, per cui Venezia è la bellezza di 1 anno e 4 mesi, 1 anno e 4 mesi che non lavora. Le città noi stimiamo che siano in calo intorno al 90%, quindi un 90% di meno. Questo porta il dato della CGIA, che è perfetto per quel che riguarda il panorama nazionale, a essere addirittura peggiorativo nel Veneto. L'ulteriore cosa peggiorativa del Veneto è il peso specifico del turismo all'interno del PIL regionale. Purtroppo il Veneto in questa classifica non sia almeno 50, ma minimo meno 60%, volendola vedere con un minimo di bonomia. Con la CGIA che specifica le prime cose da fare dall'auspicato nuovo governo Draghi. Sarà necessario riorganizzare il piano vaccinale, renderlo più efficace, più efficiente, affinché possiamo raggiungere quanto prima l'immunità di gregge, lasciandoci così alle spalle le limitazioni alla mobilità, le restrizioni e il lockdown che abbiamo subito in questo ultimo anno. Lo abbiamo detto, primo fine settimana di apertura per i locali pubblici che adesso coltivano la speranza di poter riaprire anche per la cena. Negli agriturismi al mancato lavoro si aggiunge il problema dei prodotti raccolti e lavorati conservati nelle dispense. Saremo aperti molto presto, saremo aperti anche di sera. Un altro applauso. Porte di Padova, agriturismo La Scacchiera. I tavoli sono tornati a riempirsi con una 60ina di clienti nel primo sabato di zona gialla ad accogliergli i padroni di casa. Giuliano e Richelmo Ravazzolo, è bello riaprire il sabato a mezzogiorno con i clienti? Finalmente pensiamo di avere un attimo di aiuto. Questo è uno dei 150 agriturismi padovani associati a Terra Nostra, reduce da 40 giorni di difficilissima chiusura passati così. È molto malinconico perché intanto eravamo da soli e in più abbiamo l'azienda agricola che continua a produrre e abbiamo le dispense che stanno esplodendo
e vedendo le dispense che crescono continuamente e il nostro punto vendita, che è la tavola in questo caso, fermo, ci dà una tristezza, una malinconia grande sempre. Giuliano e il fratello Richelmo lasciano la sala e ci accompagnano nella stanza dei salami stracolma, raccontandoci che per ora hanno fermato la produzione. Una giornata che sperano sia solo l'inizio, continua Giuliano, che questa mattina, come gli accadeva da bambino con la cartella a scuola, ha fatto fatica a ritrovare il suo fifì. Se queste prenotazioni noi le paragoniamo a prima del Covid, è una disperazione. Se queste prenotazioni le vediamo dopo un momento di chiusura, sarà la nostra salvezza, e comunque la gente ha voglia di muoversi. Tutti gli aiuti sono ben accetti, dallo sgravio sulla Tari, la tassa rifiuti chiesto come associazione ai ristori. La richiesta più pressante è un'altra: poter lavorare con continuità e seguendo tutte le regole e riaprire anche la sera. Agli agriturismi si associano i pubblici esercizi. Gli esercenti sono anche disponibili a prendersi degli impegni ulteriori. La volontà da parte dei pubblici esercizi c'è ed è ampia. Noi auspichiamo che anche la parte politica e il comitato tecnico scientifico, chiunque possa in qualche maniera autorizzare questa apertura, ci possa venire incontro per tornare a fare un ulteriore piccolo passo verso un briciolo di normalità. Cima Grappa utilizzata come pista da slittino, immagini che stanno suscitando lo sdegno di molti. Il presidente del Consiglio regionale Ciambetti auspica vengano identificati i responsabili. Ancora uno sfregio alla memoria dei nostri soldati che riposano nel sacrario di Cima Grappa, perché dopo i 2 episodi che hanno visto in un caso sciatori usare l'ossario come pista da snowboard, nell'altro vandali in azione che hanno spento una sigaretta sul bambinello sollevando lo sdegno di tantissime persone, adesso un nuovo caso che ci è stato segnalato da Nicola Sferronato sulla pagina Facebook Meteo Bassano Pedemontana del Grappa. Guardate un po'. E non sono i giovani protagonisti, ma genitori che usano l'area sacra di Cima Grappa sulla scalinata innevata che dal parcheggio di Rifugio Bassano sale al sacrario verso il cimitero austro-ungarico come discesa per gli slittini dei loro bambini. Invece di insegnare il rispetto per chi ha dato la vita in guerra, invece di portare i ragazzini in questi luoghi che trasudano storia, dolore, grandezza e morte, li usano come aree di divertimento. Molto duro il commento del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Non comprendo come si possa pensare di utilizzare il sacrario militare in questa maniera, anche perché quando si arriva al parcheggio c'è una insegna chiara che dice luogo sacro, zona sacra della patria. Io mi immagino, non so cosa ci sia nella testa di quei genitori che portano i bambini ad andare con lo slittino, col bob in quella parte lì del massiccio. Comportamento da stigmatizzare e che sinceramente non vorrei più rivedere. Mi auguro anche che magari queste persone possano essere identificate, perché una tirata d'orecchie sicuramente gli fa bene. A novembre, al termine delle riprese della fiction doc, lo aveva promesso e ieri ha mantenuto il suo impegno. L'attore padovano Pierpaolo Spollone è diventato testimonial di ADMO. Se ci fosse un paziente in lista di trapianto che ha le tue stesse caratteristiche genetiche, sempre per quel pezzettino piccolissimo di DNA, che però sembra molto importante per il progetto del trapianto, vieni richiamato per fare lo stesso un altro prelievo di sangue. Abituati a vederlo con il camice da medico nella fiction di successo Doc nelle tue mani, questa volta l'attore Pierpaolo Spollone è stato un paziente qualunque, un ragazzo di 32 anni che ha scelto di aderire alla campagna ADMO di ricerca di donatori di midollo osseo. Pierpaolo, al centro trasfusionale dell'ospedale ai Colli di Brusegana, si è tipizzato. Dopo aver ascoltato attentamente tutte le spiegazioni dei medici, si è sottoposto al primo prelievo di sangue. Ho la faccia di uno che ha paura? No! Posso guardare di là, signore? Pochi secondi, giusto il tempo di riempire una provetta di sangue, il gioco è fatto. La mappa genetica di Pierpaolo verrà condivisa per capire se ci sono eventuali compatibilità e così l'attore in pochi minuti è diventato un potenziale donatore di midollo osseo. È bello, la sensazione di poter fare qualcosa che potenzialmente è utile per altre persone è una sensazione molto bella.
Quindi insomma, quando si dice fare una cosa che in America dicono made my day, che ha fatto la mia giornata, bene, oggi ho fatto il mio e sono contento. Nel 2020, a causa della pandemia, c'è stata una forte diminuzione delle tipizzazioni. Il gesto dell'attore padovano, che ha mantenuto la promessa fatta a novembre, vuole essere un segnale rivolto ai molti under 35. Ho fatto semplicemente il primo passo, semplicissimo. Sono un tipo tipizzato, ecco. È una cosa semplicissima, è un prelievo di sangue e si aprono delle possibilità molto importanti per chi può averne bisogno. Non succede niente perché non si è obbligati, si fa questo prelievo, si viene tipizzati, quindi si sa se si può essere utili per altre persone. Ho meritato l'attestato di coraggio e qua vi volevo, non l'ho detto prima perché sennò lo preparavate. La mia caramella. Vigilia prima della grande cerimonia di inaugurazione dei mondiali di sci, in programma domani alle 18 a Cortina. 40 alberghi hanno riaperto i battenti per ospitare 6.000 persone dell'entourage del Circo Bianco. In centro gli abitué, i turisti mordi e fuggi. A Cortina, il giorno della vigilia della cerimonia d'apertura dei mondiali di sci, nonostante il cielo grigio, le nubi basse, si respira una bella energia. In paese c'è quell'aria tipo Capodanno, il pomeriggio prima della notte di Capodanno. Lo spirito insomma è quello dello sport che ci farà passare dei bellissimi momenti. L'atmosfera è molto diversa rispetto agli anni precedenti, però si spera di tornare a breve, alla normalità. Da Oderzo. Purtroppo oggi dobbiamo tornare a casa, però non vi siete voluti perdere, l'atmosfera della vigilia? Esatto, sì, siamo venuti a fare una passeggiata, un giro per il centro. Sì. Come trova Cortina? Beh, devo dire che persone ce ne sono comunque parecchie, ovviamente se non ci fosse stato il Covid sarebbero state molte di più. Il conto alla rovescia oramai è quasi arrivato alla fine qui a Cortina e l'adrenalina sta salendo, lo si vede dall'entusiasmo in Corso Italia. Alle mie spalle Corti, la mascotte dei mondiali 2021, un mondiale anomalo, il primo evento internazionale senza pubblico, ma dobbiamo dire che invece a Cortina c'è moltissima gente nello struscio più famoso, più conosciuto d'Italia. Ci siamo veramente preparati al meglio, poi abbiamo fatto squadra, devo dire che tutti hanno collaborato e lavorato per un obiettivo comune che è quello di portare a casa un grande evento. C'è l'amarezza per l'assenza di pubblico, lo ribadisce il primo cittadino, lo dicono gli ospiti con una punta di amarezza. Respiriamo l'aria dei mondiali, sì. Com'è questa Cortina? Cortina è abbastanza efficiente in tutto, mi sembra di vedere, per quello. Quello che latita è il contatto con i mondiali, appunto, che ci viene negato, ma il contatto ci sarebbe potuto stare in qualche maniera, invece proprio bloccano addirittura le strade di accesso, è proprio non si vede niente. Ci godiamo certamente i campionati, peccato che il pubblico non possa andare sulla discesa, per me è un grande dolore, perché sono stata una grande sciatrice, quindi la Tofana allargata me la volevo godere da vicino. L'atmosfera è di festa, il via alle gare lunedì con la combinata alpina e le prime medaglie, uno spettacolo inseguito, atteso e conquistato, poi sarà già tempo di pensare alle Olimpiadi. Questo fil rouge che collegherà questo evento a quello che poi ci aspetta nei prossimi anni, tanto lavoro ma direi anche tanto interesse non solamente su Cortina ma sull'intero bellunese. E oggi primo giorno di Carnevale a Venezia, tra stanze virtuali ed eventi digitali. È un legame antichissimo quello tra Venezia e il suo Carnevale. Due facce della stessa medaglia, lo ricorda il delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusta, proprio nel giorno dell'apertura. Non da Piazza San Marco, cornice abituale, ma tutte via web, sul digitale, per non abbassare la guardia nella lotta contro la pandemia. Venezia e il Carnevale. O meglio, il carnevale veneziano, qualcosa che tutti conosciamo, straordinaria, ed è difficile pensare o slegare Venezia dal suo carnevale, ma purtroppo è quello che sta forzatamente accadendo quest'anno. Non ci saranno eventi in presenza, che naturalmente sono il cuore della festa, ma Venezia non vuole perdere il legame con la sua storia.
sarà il carnevale del 2021, il carnevale veneziano sarà virtuale. Andremo a ripercorrere quelle che comunque sono le fasi più conosciute e le fasi sicuramente anche più importanti e che maggiormente lo rappresentano. Ci saranno degli eventi dove potremo comunque compartecipare. Dalla sfilata delle Marie alle stanze virtuali, dove ci si potrà iscrivere online per poi far divertire i bambini da remoto. L'attenzione è però già rivolta anche al prossimo anno. Ci rifaremo, io non sono certo, ci rifaremo. Invito tutti a collegarvi online, saremo sicuramente tanti, andiamo a non perdere la memoria, ma quantomeno a testimoniare che comunque sia anche virtualmente, ma faremo anche quest'anno il nostro carnevale. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni meteo, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Benvenuti al meteo. L'anticiclone cede il passo ad una perturbazione atlantica, la quale determinerà condizioni di forte maltempo sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 7 febbraio ci mostra un tempo spiccatamente instabile, il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse un po' su tutti i settori sin dal mattino e localmente potranno risultare anche di moderata intensità. Con il passare delle ore piogge più intermittenti, ma il contesto sarà sempre quello di una accentuata variabilità. Temperature stazionarie minime tra 5 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e i 12 gradi all'incirca. Stesso scenario se ci spostiamo poi sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui piogge un po' dappertutto e per tutto l'arco della giornata. Attenzione perché non si escludono fenomeni anche particolarmente intensi. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime invece sui 10-12 all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo precipitazioni un po' su tutti i settori, locali nevicate intorno ai 1200 metri sulle aree alpine di confine. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime invece sugli 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.